Ci ha provato e ci è andato molto vicino al passaggio del turno il Chievo di Mimmo Di Carlo. Pronti via e i gialloblu in versione avorio ieri al Franchi ritrovano il gol con Granoce, bravo a mettere in rete l'assist di De Paula dopo l'incertezza di Kroldrup e l'evidente errore di Avramov. La Fiorentina ha sofferto per mezz'ora il pressing del Chievo, i ritmi asfissianti, le ripartenze. Ha pareggiato con Mutu al termine di una bella triangolazione. Meno di 2 minuti e la squadra di Mimmo Di Carlo è ancora in vantaggio grazie anche all'ennesima dormita della difesa viola. Cross di Ariatti, Avramov non esce, Bentivoglio da solo in fila di testa e non esulta. 2-1 per il Chievo all'intervallo. Nella ripresa la Fiorentina guadagna campo grazie anche agli innesti di Marchionni e Montolivo. I gialloblu provano a resistere, Squizzi fa un paio di buoni interventi, ma non può nulla sulla punizione di Pasquale deviata involontariamente da Babacar. 1 minuto dopo il sorpasso ancora grazie a Mutu. In questo caso Squizzi non è perfetto. Finisce così l'avventura in Coppa Italia del Chievo, le attenzioni sono tutte per il campionato. Domenica al Bentegodi arriva la Juventus.